Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Piave, ben ritrovati. Oggi è mercoledì 9 gennaio. Luigi Guglielmi negli studi di Radio Piave che vi accompagna nella lettura dei principali titoli di oggi. Allora, vediamo subito le copertine dei quotidiani della provincia di Belluno. Sul Gazzettino: rifiuti in discarica per altri 30 anni. Questo è il titolone di apertura. L'Unione Montana Valle del Boite sta per rinnovare il canone con le regole da un pezzo per ampliare il sito di Pies de Ramognes. Scusate che devo regolare un momento un volume, ecco, dovrebbe andare meglio adesso. Obiettivo del gestore: spostare la scadenza tra un quinquennio per garantire il servizio in occasione dei grandi eventi di Cortina. Anche la discarica di Pies de Ramognes passa per i grandi eventi sportivi che attendono Cortina, tra la certezza dei mondiali di sci del 2021 e la trepidante attesa per le possibili Olimpiadi invernali 2026. L'Unione Montana Valle del Boite ha chiesto autorizzazione alla provincia per poter allungare la vita del sito di smaltimento che si trova in comune di Cortina, visibile dalla Lemagna. È proprio all'inizio del territorio comunale di Cortina, sulla destra per chi sale da San Vito di Cadore. Nel frattempo ha rinnovato la concessione con le regole da un pezzo proprietarie dell'area per altri 30 anni, d'accordo anche il comune di Cortina. Tutti i soggetti interessati, spiega il presidente dell'Unione Domenico Belfi, hanno approvato la possibilità di ampliare il sito così da garantire il servizio anche in vista dei grandi eventi sportivi. Abbiamo pensato anche a questo nel progettare l'ampliamento. La parola passa quindi alla provincia, ente competente in materia di autorizzazioni ambientali. La scelta garantirebbe l'autonomia in materia di gestione dei rifiuti alla Valle del Boite, Cortina, ma anche Comelico, che da qualche anno conferisce l'Apis della Mognes. Il primo invaso venne realizzato nel 1986, con altri 30 anni si andrà al 2049. L'articolo poi continua, è firmato da Giuditta Bolsonello, pagina 13 del Gazzettino di Belluno, per chi vuole saperne di più. Altro titolo con foto incastrato, diciamo, sotto il titolo principale. Vediamo se riesco a farvi vedere, a far vedere bene a chi segue su Facebook la diretta di questa rassegna stampa. Belluno, lui la inganna, si tiene i suoi soldi, ne sposa un'altra. Ti sposo con questo sogno. Un 49enne di Feltre che lavora per un'azienda di Belluno è riuscito a raggirare una collega spillandole 4.500 euro. Alla fine lui si è sposato con un'altra. È sotto inchiesta per circonvenzione di incapace, a pagina 5 per chi vuol saperne di più. Vedete la foto centrale, vi dicevo, un televisore in mezzo a un prato, in mezzo agli arbusti. L'interpellanza: a Belluno viene abbandonato di tutto, i soliti furbetti, è l'ora di multarli. Un televisore abbandonato nella boscaglia, poco fuori il capoluogo, così il consigliere Francesco Pingitore ha documentato lo scempio degli ecofurbi. Diciamo la verità, la sensibilità in questo senso in provincia di Belluno e anche in città di Belluno è piuttosto alta. Siamo abbastanza attenti a questo tipo di problematica. Insomma, in linea generale la popolazione bellunese si comporta bene con i rifiuti. Non è sempre vero, e capita a tutti di trovare nei boschi, sui prati, in posti dove non dovrebbero starci i rifiuti. Capita a tutti di trovare abbandonati oggetti di tutti i tipi. Una cosa che a me personalmente ha fatto abbastanza impressione è scoprire in montagna, in alta quota, nei boschi vicino agli abitati, situazioni incredibili di discariche, ormai potremmo dire antiche, di discariche che venivano utilizzate nei decenni passati, discariche all'aperto, quando si buttava ancora giù tutto, giù per la scarpata, diciamo, e
questi rifiuti sono stati solo in parte riassorbiti dal terreno, in parte sono ancora a livello superficiale. Ci sono molte situazioni così in provincia di Belluno, vicino ai paesi, nei boschi, spesso fuori dai sentieri, ma comunque in vista, situazioni che andrebbero risanate e che sicuramente il risanamento comporterebbe sicuramente uno sforzo notevole, perché si tratta di tanto materiale che ancora si trova abbandonato lungo le scarpate. 40-50 anni fa si faceva così, c'era una sensibilità totalmente diversa. Per fortuna siamo andati avanti, anche se ancora qualche traccia la troviamo ancora. Podista scomparso, la moglie, ecco anche la foto, la moglie implora, cercatelo ancora. Ieri l'appello della donna bellunese, aiutatemi, oggi vertice in prefettura, Maria Grazia De Pra, bellunese, non vuole arrendersi, le ricerche di suo marito non possono interrompersi, lo ha chiesto ieri anche attraverso i microfoni di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso, mentre era in corso l'ennesima battuta da parte della task force di soccorritori in azione da sabato sul Nevegal, dove il 58enne milanese Riccardo Tacconi è sparito mentre si allenava a correre. Oggi è in programma un vertice in prefettura per decidere se continuare nelle ricerche. Ieri sera, poco prima delle 7, il soccorso alpino ha diffuso una nota in cui comunque si prometteva che anche oggi si farà di tutto per provare a cercare questa persona, che è stata vista dalle parti del rifugio Bristot mentre i familiari lo attendevano in fondo ai sentieri, cioè sulla cima del Visentin. Le ricerche si sono concentrate un po' di più, da come si è capito, sulle creste, ma i droni non sono riusciti a perlustrare, per via della nebbia, il lato sud, il lato ripidissimo e molto pericoloso del crinale tra il Nevegale e il Visentin, dove il sentiero è largo, non c'è nessun pericolo, ma se si esce dal sentiero, se per qualche motivo si esce verso sud, tanto più col gelo magari per terra, c'è da aspettarsi il peggio, insomma, perché ci sono centinaia di metri di piano molto inclinato. Speriamo bene, speriamo che ci siano ancora speranze. Il proprietario sfratta la vedova, lei si barrica in casa. Vedete il titolo di taglio basso del Gazzettino: Daniela Lizza, 60 anni, Daniela Lizza da giorni vive barricata in casa a Limana. Se esce la perde, e lei, invalida all'80%, vedova da poche settimane, senza ancora la reversibilità, non può permetterselo, non ha altro posto dove andare, non ha soldi, a parte i soli 280 euro che prende ogni mese. Quell'abitazione di via La Cal 120 però non è sua e non esiste nemmeno un regolare contratto d'affitto. Lei ci ha vissuto per 7 anni tramite un accordo privato con il proprietario, che ora la sfratta. Così lei davanti alla porta ha messo sedie e mobili, creando una piccola barricata di protezione. Bonetti approfondisce questa vicenda, che purtroppo così ci parla, insomma, di situazioni limite che oggi vorremmo anche non dover descrivere, insomma, invece capitano. In Agordino, alberi abbattuti, recupero complicato, i sindaci chiedono aiuto ai satelliti. Questo è il titolo basso del Gazzettino. In Agordino il bosco abbattuto a un volume di 700.000 metri cubi, altissimo risulta il rischio valanghe. A fronte di questa situazione le risorse dei comuni sono poche, un problema che è stato discusso durante un confronto ieri tra i sindaci e i tecnici dell'Università di Padova. Mappatura dai satelliti. Gabrieli ne riferisce a pagina 11, siamo sempre in prima del Gazzettino. La foto, pur piccola, mostra dei posti riconoscibilissimi e irriconoscibilissimi, vorremmo dire, perché si tratta della zona di Caprile, appena sopra i primi i tabiè che si trovano all'inizio di Saviner sulla destra, tra quei fienili e la vecchia colonia che c'è sopra c'era un bosco. Quel bosco è completamente abbattuto e devastato, e gli alberi, come mostra la foto, sono per terra e offrono uno spettacolo di desolazione e di tristezza enorme. Vi segnalo
Vi segnalo i titoli anche sotto la testata. Cristian Marchetti lascia la presidenza del consorzio Centro Storico, il reddito di maternità si firma anche in provincia, ma al centro vorrei in particolare soffermarmi sul servizio che poi è firmato De Bone a pagina 17, dedicato al musicista nostrano, bellunese Paolo Fornasier, che è ospite a Parigi e il pianoforte lo incanta, dice il titolo. Andiamo a vedere solo l'impaginato che riferisce di questa avventura di Paolo Fornasier, e qui troviamo la pagina all'interno. Fornasier, la mia Parigi, la foto lo ritrae in grande, a quasi tutta larghezza, mentre mette le mani su un prestigioso Fazioli, credo coda lunga così a occhio, per chi vuol saperne di più, Gazzettino di Belluno, pagina 17. Ora vediamo i titoli principali del Corriere delle Alpi per il tempo che ci resta, che vabbè, insomma, qualche minuto l'abbiamo ancora. Qui si apre con una notizia inquietante, per fortuna non drammatica, ma quasi. Pensate un po', elisoccorso, l'elicottero sfiorato un cavo, paura in Neve Gale. E non, sapete, per la scarsa abilità dei piloti, dei tecnici di volo, ma perché l'elicottero del SUEM, come dice l'occhiello, ha rischiato grosso. Solo all'ultimo momento l'equipaggio si è accorto della teleferica non segnalata. Ora, l'amico Rufus Bristot, Fabio Bristot, già capo del soccorso bellunese, uno dei riferimenti comunque, no, del nostro soccorso, sono anni, specialmente dopo la tragedia di Falco, che batte sempre su quel chiodo importantissimo su cui dovremmo stare concentrati. I cavi aerei sono un disastro dal punto di vista della sicurezza del volo. Tutti sappiamo quanto importante sia la possibilità che l'elicottero del SUEM, l'elicottero dell'ULS, intervenga in modo tempestivo in ogni parte della nostra provincia, laddove ce ne sia bisogno, non solo per soccorrere le persone che si fanno male in Croda, ma anche per quelli che si fanno male lungo i sentieri, nelle attività boschive, nei paesi dove ormai la sanità è sempre più lontana e abbiamo bisogno di essere raggiungibili con l'elicottero. Ecco, uno dei problemi più gravi per la libertà del volo, insomma, pensate anche alla possibilità del volo notturno, è proprio la presenza di tantissimi cavi aerei, quelli delle linee elettriche, ma anche quelli delle teleferiche. Tante volte quelli delle teleferiche non sono nemmeno censiti, non sono nemmeno dichiarati, si tratta di cose abusive, e qui si rischia da matti, si rischia che si ripeta quello che è successo nel 2009, quando morirono i 4 a bordo di Falco. Se le sono ritrovate davanti al naso, dice il lancio in prima del Corriere delle Alpi, mentre a bordo di Falco, il nuovo Falco, quello giallo, no, che vediamo passare sulle nostre teste quasi ogni giorno, cercavano una traccia di Riccardo Tacconi, il podista milanese di 58 anni sparito sul Colle. Le funi d'acciaio della teleferica non segnalata, si sospetta che sia abusiva, dice il Corriere delle Alpi, comunque non segnalata, hanno messo in crisi di nuovo Falco, l'elisoccorso del SUEM. Il pilota è riuscito a schivare la trappola con una manovra dell'ultimo minuto. È accaduto la mattina di sabato 5 gennaio in Nevegal, è stato evitato l'incidente mortale, fotocopia di Rio Gere a Cortina, vi ricordate, nel 2009. L'articolo è di Cristina Contento, a pagina 17, fa benissimo il Corriere delle Alpi a mettere in rilievo questo mancato incidente. Non è successo nulla, ma bisogna imparare anche questa è un'esperienza che ci mostra quanto urgente sia affrontare in modo più serio il tema dei cavi aerei, anche proprio nella prospettiva appunto di una maggior sicurezza degli interventi con l'elicottero. Vi segnalo la foto bella di prima pagina che ritrae una donna che si chiama, dunque aspettate che vedo se trovo nella didascalia, non mi ricordo più, vabbè, dentro semmai leggiamo tutto. A Feltre ritrae una donna con 2 gemelli, lei è distesa a letto, 2 gemelli posati sopra di lei. A Feltre 3 parti gemellari in 5 giorni, sentite che bella notizia. Il Corriere punta oggi su questo come immagine, come notizia. 3 coppie di gemelli in 5 giorni, sono quelli venuti alla luce
al Santa Maria del Prato di Feltre tra l'1 e il 5 gennaio, un evento eccezionale, tenuto conto che la media è di un parto gemellare ogni 80 nascite. 2 dei 3 parti sono avvenuti in modo naturale, tutte le mamme, tutti i neonati stanno bene. La prima giovane mamma del 2019 a dare alla luce Sveva e Camilla è stata la feltrina Ilaria, eccolo qui il nome, nella foto, mentre si gode le 2 piccoline appena nate. Allora auguriamo buona vita alle piccoline e anche congratulazioni, in bocca al lupo alla mamma Ilaria, così come alle altre mamme che adesso si accorgeranno del grande affare che toccherà dovendo tirar su 2 gemellini. Con questa bella notizia noi ci fermiamo, concludiamo qui questa nostra rassegna stampa, augurando a tutti buona giornata e anche buon ascolto dei nostri programmi. Seguiteci su www.amicodelpopolo.it, sulla nostra pagina Facebook. Ciao a tutti.